Buongiorno a tutti, ora partiamo per un'avventura. È Pasqua e l'avventura consiste nel 3 giorni di cammino per le Dolomiti meridionali. Di preciso andiamo nelle Dolomiti Feltrine. Partiremo dal lago della Stua e raggiungeremo come prima tappa il bivacco Feltrebodo e come seconda tappa il Monte Neva. I chilometri complessivi totali sono 26 mi pare e 2000 metri di dislivello. Ecco il Miguellino, il primo dei due personaggi che sarà con noi questi 2 giorni. Ecco l'ultimo componente del gruppo vacanze, il driver. Gruppo escursione. Bravo, Miki. Eccolo, dietro c'è il secondo. Aspetta, il quarto, scusa. Il quarto, ah beh, il quarto è qua, l'abbiamo anche legato, ciò che non scappi via. Direzione colazione. O no? Cenni. Pagamazzo! No, paga Bucci. Paga Bucci. Oggi abbiamo anche gli sgabelli. Siamo arrivati e ovviamente il tempo non è dalla nostra, piove. Ora ci cambiamo e partiamo. Miki? Gasato? No. Poco. Vedi sta struttura qui? La stenderei a la testa se vuoi, se hai bisogno. Dormi in macchina stasera? Aspetta, ma anche la prossima. Raga, questo è il cibo che dovete caricare voi. Dallo pure a Bobby. Filo gasato. Fai il saluto in camera. Ciao. Siamo ufficialmente partiti, ci aspettano 26 km, 1200 di dislivello oggi e la meta è il bivacco Feltrebodo. Eccoci dal lago della Stua. Tutte queste nuvole lungo la montagna sono bellissime. Io se tutto così non vengo, io rimango a casa. In questo momento si può dire che inizia il salitone, ci aspettano 5 km di pura salita, poche chiacchiere a pedalare. Siamo arrivati davanti a questa stupenda cascata e ci fermeremo a mangiare perché è bellissima. Ci troviamo in Arabia, Emirati Arabi. Qua abbiamo il sultano Morini Michele. Guarda che stratto, Fai vedere, scusa. Che morso! Corri su! È brutta la situazione. Dobbiamo guardare. Una salita alquanto incerta. Si sia sbagliati, siamo ritornati sulla traccia proprio in questo momento. Qua in fondo, come potete vedere, si intravede il lago della nostra partenza. Qua abbiamo trovato il teschio di probabilmente un capriolo barra cervo. Non ancora il capo delle corna. Siamo finalmente usciti dalla boscaglia e ci aspetta un guado fra pochissimo. Miki? Guarda che faccio uno zoomino. Pedala, dai. Ecco l'altro videomaker che mi copia la fotocamera. Puttana, oh puttana! Dai, stupenda. Saliamo che Miki ci castiga. Puttana. Davanti a queste rocce enormi, veramente una sensazione di piccolezza incredibile. Ci troviamo in questo canyon davvero fenomenale a mio avviso. È un posto stupendo. Abbiamo raggiunto una fitta nebbia che non ci lascia spazio a neanche un briciolo di vista. Non ce lo meritiamo evidentemente. Abbiamo trovato un pelo di neve e ora seguiamo, diciamo, il corso del fiume per un po'. Che spettacolo, sto sentiero si sta rivelando davvero bello. Qua c'è più neve del previsto. Ne aspettavamo meno di neve. Guardate che bel panorama di questa vallata innevata. Ora noi proseguiamo, manca circa 1 chilometro al bivacco. Pure 4. Grinta ragazzi! Questa è la vallata che abbiamo attraversato prima con la neve. Subito qua di fianco c'è questa grandissima cascata che ora dovremo guardare per ben 2 volte. Ora con questo bel pistolone filtreremo un po' d'acqua. Iniziamo con mezzo litro, poi continuiamo, che ci vorrà. Velocità di filtraggio è questa, niente di eccezionale, ma Un po' di schiumina. va bene, un po' di schiumina ci vuole. Viene da questo bellissimo torrente, bello limpido, quindi già deve essere abbastanza pulita.
La salita in questo momento si presenta così. Continuano i tratti, diciamo, non troppo simpatici. Ultima guardata ma con sopra la neve. Ecco i bivacchi. Non si vedono sicuramente molto bene, ma si intravedono le forme. Sembrano molto grandi. E andiamo a dare un occhio. Siamo arrivati finalmente. È stata lunga. Bello rosso, bello sgangherato. Eccolo qua. Bivacco Feltre e bivacco Bodo. L'altezza è 1930, più di quello che pensavamo. Quindi il dislivello è stato intorno ai 1300. Ragazzi, il bivacco all'interno è così, il sound da isolamento. Sono 5 letti a castello, i posti non mancano, è carino. C'ha anche il piastrellato, cazzo vuoi di più? Chi l'ha portato le piastrelle qua su? Ecco, guarda, ho sempre a fare dei danni, sempre. Sempre. Che struttura, signori. Questo è l'altro, che dovrebbe essere il bivacco Walter Bodo. C'è un'infinità di posti letto, come si può vedere, ce ne sono davvero tanti in questo. Mentre questo è il bivacco Feltre. Io e Mazza montiamo la tenda, mentre Miki dorme in uno di questi letti qua. La tenda è ufficialmente montata, però adesso andiamo dentro a cambiarci perché ci vuole veramente. Si è aperto un pochino, c'è un briciolo di vista. Che spettacolo! Finalmente ha deciso di aprirsi un po' e di regalarci questa meravigliosa vista. Classico spazzol, pan e speck, squisiti. Qua abbiamo Miguellino che si infila a letto e buonanotte. Quindi Mazzo, com'è questa colazione? Ricca, guardate il panino alla Snootles. Il panino alla snutellata. Che mo facciamo così. Mazzo, com'è stata quest'ultima notte? Ho dormito molto bene, non è neanche russato, quindi sono contento. Tanta roba? Dormire sulla neve è comodissimo, cioè proprio ho dormito proprio bene. Bene. Silenzio atomico, si sentiva solo la cascata. Tanta roba, ci fa piacere. Sì. Grande. Va bene, insomma, è freschino, tira vento, è fresco. Smontiamo sta maledetta tenda. Sta toia. Mi fai sentire una toia. Salutiamo così il bivacco che ci ha ospitato dopo avergli dato una bella pulita. Stiamo scendendo, cambiamo programma, non passiamo lungo diciamo il costone, ma raggiungiamo la casera Cimonega dove siamo passati ieri per capire un po' il da farsi, sia vedere se raggiungere la Cima Neva oppure no, vedere se ne vale la pena dato questo meteo fantastico, oppure accamparsi da qualche parte in zona. Discesa su neve veramente morbida, non si vede niente, mezzo alle nuvole, totale. Tornati da questa magnifica cascata che è ancora bella potente in questa bella pozza turchese e sul fondo vediamo la piana dove c'è la casera Cimonega. Ed eccoci qui all'interno della casera veramente sgangherata, malmessa. Di qua abbiamo una zona notte che fa un po', non lo so, non è molto bella. Sopra c'è il soppalco che è molto meglio, ma io qui dentro non ci dormo tassativamente. Nulla, adesso ci fermiamo qua a mangiare e poi valutiamo il da farsi. Sicuramente non si sale a Cima Neva perché appunto il meteo sta rimanendo questo, se non che peggiora. Troveremo qui uno spot diciamo qua in zona dove probabilmente accamparsi, stando tranquilli, avendo camminato poco. Un peccato non aver completato il giro, ma va bene lo stesso, si fa quel che si può. Ci saranno altri momenti per poter diciamo completarlo. Nulla, mangiamoci un couscous. Qui vediamo il bivacco dove abbiamo mangiato, si è un po' aperto diciamo verso l'alto. Che spettacolo, fino alle cime un po' innevate con la neve rimanente. No, se avete bisogno prendete scusate. Grazie Miki. Faccio una foto.
Io e Mazzo ci siamo avventurati in un colle qua vicino per fare 2 passi in più, ma c'è da dire che i piedi li stiamo totalmente perdendo. Quindi il piede come lo senti il piede? Il piede l'abbiamo lasciato giù. Abbiamo lasciato giù la rifugino dove è Miki, quel maledetto, ci ha abbandonato, ci ha fatto cambiare i piani. Ci sta, aveva una vescica, però vaffanculo. Miki vaffanculo, col cuore, però vaffanculo. I piedi non stanno bene, Piedi per niente. non stanno proprio bene. Niente. C'era un po' di vista, abbiamo detto vai, andiamo sul colle. Questa è la vista, ragazzi, questa è la vista. Non vedo l'ora di cambiarmi le scarpe. Io stasera vado a dormire in macchina. Dammi le chiavi, veloce. Dammi le chiavi. Oh, ma dammi le chiavi, dai. Porco Giuda. Abbiamo qua il maestro di rafting su pendio di neve bagnata. Se siamo pronti io parto. 3, 2, 1, via! Vai, 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 vai! Oh, oh! Ma oh, va fortissimo, che fenomeno, oh, un gatto, è un gatto. Che coglione. Siamo tornati proprio da lui. Adesso monteremo questa tenda. 10. Cambiamoci le scarpe, è il momento. Perché sono così fuori ma dentro sono peggio. Qua abbiamo il piede che potrebbe stare meglio, quelle dita bianche diciamo che non si sentono più. Vuoi vedere che tiro fuori il mio calzino bagnato? Vediamo, mazzo mi ha dato un morso a questo dito. Incredibile, che sossone. Oh guarda, sembrano dei ceci se non sapressi che... Gnam! Che team. Faccio vedere il mio piede che lo tiro fuori. Live. È mizzo anche il tuo? Beh dai, non scocciala però. Meno mizzo del mio. Puttana madonna. Cioè, scesi un attimo qua giù dal fiume. Eccolo! Guardalo, guardalo, guardalo! Salterei di là sotto alla frutta d'acqua. 10. Lo sappiamo che non lo fai. La nebbia continua a pervaderci. Ci rifugiamo in questa piccola capanna sgangherata del 77. Questa sera sbobba assicurata. Non male. Non buono. Cos'è che ci voleva, Miki? Quando è stagione lo facciamo. Cappelletto, fonduta e un po' di formaggio per intaccare la gavetta e poi dopo una bella sbruffata di tartufo. Bella rega, ora ci andiamo a letto. Fuori snevicchia, un po' piove. Ti dia un bacio? Quasi quasi. No dai, no. Niente passi. Però se andiamo a letto, basta. Sì, alla grande. E buongiorno. Terzo giorno che ci troviamo in mezzo alla nebbia. Non ci molla o noi non la molliamo, non lo so, ma uno dei due. Ho piovuto tutta notte, qui c'è Miki. Allo, buondì. Dormire con il rumore della pioggia è molto rilassante. L'avventura è quasi al termine, ci incamminiamo verso casa con tappa al Mac. Che ci vuole. Siamo qua nella casera, ci facciamo un po' di colazione. Fuori ufficialmente piove, ci bagneremo a tornare indietro. Sarà un viaggio corto, ci metteremo 2 secondi. Saranno 2 secondi bagnati. Esiste, è una terra dove non ci sono Siamo pronti a partire. Finiscono più bagnati che mai questi giorni. Si vede la montagna dietro, questo ci consola. Dalla vita in giù siamo totalmente mizzi. Siamo comunque contenti. Oh no, sei contento, Miki? Oh yeah.
Bella rega, ci troviamo dalla cascata dove abbiamo pranzato. Una bella lavata di faccia per salutare questo luogo. E siamo praticamente arrivati, ci manca veramente poco. Siamo arrivati finalmente al Fort Tourneo, siamo tornati alla civiltà quasi. Oddio. Finalmente possiamo cambiarci le scarpe. Come sei andato, Mazzo? Bene, contento. Ti ho mollato con la testa, sono caduto 50 volte. 50. Porco Giuda che gombar! Facci vedere sta vescica. Facci vedere sto piedino. Tutta sta storia di sta vescica. Ci hai fatto tornare a casa per... Porco Giuda, oh! Vabbè, questa passata. Miguello, complimenti. Guarda che... Grazie a voi, ragazzi. Voi avete trovato Petro. Salutiamo queste fantastiche montagne con Miki che si lamenta in sottofondo. Davvero belle, che ci hanno ospitato per 50 ore. Tra nebbia, pioggia, bagnato, zero vista, neve bagnata. Meglio di così non poteva andare, non c'è niente di asciutto, noi compresi. Basta. Vuoi farci vedere una chiappa? Dai, faccela vedere una chiappa. Dai, facci vedere una chiappa. Faccio un po' fatica con tutti gli strati che ho. Non ti preoccupare. Basta, No, beh, non si è visto niente, dai. sono timido. Oh, questa l'ho presa. Va bene, vi saluto. Ciao ragazzuoli.